Ciao a tutti! Oggi vi parlerò di fatti che succedevano tempo addietro. Siete pronti per un nuovo viaggio? Vai, si parte! La leggenda delle teste di Moro è una storia tragica, ma anche romantica. È una storia che parla dell'amore eterno, della passione e della forza del destino. La storia si svolge nel XII secolo, durante la dominazione araba della Sicilia. La giovane donna, di nome Elisabetta, viveva a Palermo, nel quartiere arabo di Al-Khalisa, oggi Khalsa. Un giorno, Elisabetta incontrò un giovane arabo, di nome Lorenzo, e tra i due scoppiò un amore passionale. L'amore tra Elisabetta e Lorenzo era contrastato dalle famiglie dei due giovani. I genitori di Elisabetta non volevano che la figlia si sposasse con un arabo, mentre i genitori di Lorenzo non volevano che il figlio si sposasse con una cristiana. Nonostante le difficoltà, Elisabetta e Lorenzo continuarono a vedersi in segreto. La loro storia d'amore durò per molti anni, fino a quando un giorno i fratelli di Elisabetta scoprirono la relazione. I fratelli, furiosi, uccisero Lorenzo e lo seppellirono nelle campagne. Elisabetta, disperata, non accettava la morte del suo amato. Una notte, si recò al cimitero e dissotterrò la testa di Lorenzo. La riportò a casa e la nascose in un vaso di basilico, la pianta dell'amore. Il basilico, piantato nella testa di Lorenzo, crebbe rigoglioso. Elisabetta curava la pianta con amore e devozione, e ogni giorno parlava con la testa del suo amato. La storia di Elisabetta e Lorenzo si diffuse in tutta la città, e presto tutti i siciliani iniziarono a imitare la giovane donna. I ceramisti siciliani iniziarono a realizzare vasi a forma di teste di Moro, in cui piantavano il basilico. Le teste di Moro divennero presto un simbolo dell'amore eterno e della passione. Ancora oggi, sono uno dei souvenir più popolari della Sicilia. La leggenda delle teste di Moro è una storia tragica, ma anche romantica. È una storia che parla dell'amore eterno, della passione e della forza del destino. Spero che il video ti sia piaciuto. Lascia un mi piace e perché no iscriviti al canale. Ciao al prossimo video.